Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Gentili amici e amiche della visione all'ascolto, più che dare buon pomeriggio, infofriulitv.net per le ultimissime in Friuli, Venezia. Giulia, apriamo con la cronaca per dire che un uomo di 58 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine a seguito di un incidente stradale accaduto verso le 11 di oggi a Castelnuovo del Friuli. L'uomo era in sella alla propria moto quando per causa in corso di accertamento è caduto rovinosamente a terra. Soccorso dai sanitari del 118, giunti in ambulanza da Maniago e vista le sue condizioni è stato trasferito a Udine con l'elicottero. Rilievi da parte della Polstrada di Spilimbergo. 5 ragazzi di età compresa fra i 21 e i 23 anni, intenti a trascorrere la serata insieme senza indossare la mascherina, sono stati sanzionati dagli agenti della questura di Pordenone, che è accorsa nell'abitazione su richiesta di alcuni vicini, infastiditi dai rumori della festa privata in corso. I partecipanti all'evento dovranno pagare 400 euro ciascuno di multa. In Friuli Venezia Giulia, su 8.021 tamponi molecolari, sono stati rilevati 433 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,40%. 3.044 test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono rilevati 239 casi, 7,85%, mentre in altri reparti scendono a 645. I decessi registrati sono 14, i ricoveri in terapia intensiva 82. I decessi complessivamente ammontano a 3.241. Per quanto riguarda invece i totalmente guariti siamo a 73.212, clinicamente guariti 3.348, quelli in isolamento 15.124. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 95.652 persone, in questo gruppo fanno parte anche 1.067 da fuori regione. E adesso salvare l'economia cittadina insieme alla salute e alla scuola. Vediamo il video intervento di Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine in Consiglio Comunale. Dopo un anno di pandemia, la grande preoccupazione, oltre che per la salute dei cittadini, è rivolta sicuramente al tessuto commerciale della città. Molti negozi, molti ristoranti stanno soffrendo da molti mesi, da moltissimi mesi, e non si vede la luce in fondo al tunnel. Purtroppo Udine è una città che risentirà forse più di altre di questa grave crisi dei negozi, dei ristoranti e anche di qualche bar non interessato dalle zone dove si sono fatte manifestazioni. Ecco, io credo che si debba fare uno sforzo straordinario per non perdere questa grande ricchezza della città di Udine, questo grande tessuto fatto di negozi, di locali, di ristoranti che stanno chiudendo uno a uno, sempre più disperati. Queste cose
non devono essere più permesse. Dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme, cercando quelle manifestazioni, quelle detassazioni, quei piccoli contributi che il Comune può dare in aggiunta a quelli doverosi dello Stato e della Regione. Non è che la città può lavarsi le mani di un problema che è sotto gli occhi di tutti. Vetrine che si spengono per sempre, ristoranti in grandissimo affanno, bar e locali pubblici non interessati dalle manifestazioni di quest'estate che stanno pagando duramente queste disattenzioni. Dobbiamo inventarci qualche cosa tutti insieme, dobbiamo inventarci dei luoghi per far ritrovare gli udinesi nella loro città, dobbiamo inventarci delle manifestazioni che coinvolgano tutto il tessuto cittadino e non solo 4 vie del centro storico, dobbiamo studiare nei limiti delle leggi vigenti tutti quegli aiuti che il Comune può dare, esenzioni di tasse, sostegni, contributi, dilazioni nei pagamenti, qualsiasi cosa pur di non far morire la città. Cambiamo argomento per dire che 30 mesi di lavoro, tanto è durato il progetto europeo EM2, Education in Square Marginality, ideato dalla Coop sociale Kramars di Tolmezzo e realizzato in partnership con Confartigianato Imprese Udine, con l'obiettivo di far uscire dalla condizione di doppia marginalità le persone che vivono in territori periferici e non riescono a trovare occupazione, che siano NEET o adulti poco qualificati. Il progetto ha coinvolto 11 comuni dell'Alto Friuli: Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Lauco, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Socchieve e Villa Santina, e in 9 di questi ha portato a siglare 6 patti di comunità per un totale di 85 adesioni in 17 comuni, 26 aziende, 31 associazioni, un consorzio albergatori, il Parco delle Prealpi Giudie e 9 privati. I risultati alla lunga e impegnativa attività condotta parallelamente in Ungheria, Slovenia e Lettonia, i 3 paesi partner del progetto finanziato con i fondi Erasmus+, sono stati presentati venerdì pomeriggio nel corso dell'evento conclusivo che ha visto partecipare i vertici della cooperativa sociale e dell'associazione di categoria, insieme ad amministratori locali, imprese e beneficiari. Piena attuazione dei principi del Green Deal della Commissione europea da parte di CAFC per addivenire all'attuazione di nuovi modelli di produzione industriale responsabili ed ambientalmente sostenibili. Prosegue l'impegno della società verso la tutela del proprio territorio di riferimento con una forte spinta alla sua decarbonizzazione mediante la riduzione delle emissioni gas serra. Tutto è partito dal percorso avviato da parte di CAFC di definizione della sua impronta di carbonio, che permette all'azienda di quantificare le sue emissioni di CO2, analizzare le opportunità di miglioramento, partecipare a programmi di compensazione mediante l'attuazione di specifici progetti di riduzione dei gas serra e emissione in atmosfera di ossigeno. Progetti concreti che si sono articolati con l'attuazione di una mobilità sostenibile grazie all'acquisto di 3 vetture elettriche in dotazione alla flotta aziendale, a cui si aggiungeranno altri mezzi dello stesso tipo in un prossimo futuro per le maestranze. Oggi si avvia un nuovo capitolo mediante l'approvazione nel corso dell'ultimo Consiglio di amministrazione di un'adeguata infrastruttura di ricarica elettrica per la flotta aziendale. Chiudiamo qui la nostra pagina informativa del pomeriggio, vi diamo appuntamento come sempre poco prima delle 23 con il riepilogo giornaliero, chiaramente nel corso della giornata, aggiornamenti con video servizi e flash news attraverso il nostro sito o le pagine social collegate. Grazie sempre, come sempre, per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti e buon sabato. Would you like to taste the beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2-row barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Pancera farm. Good seeds, good fruits. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità.
Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.